Il Veneto aspetta le mosse di Roma per capire i contenuti del nuovo DPCM annunciato dal governo. Ma nel frattempo Luca Zaia ha già pronta un'ordinanza per fare in modo che i veneti possano affrontare in maniera efficace e sostenibile questa nuova fase dell'emergenza. Non stiamo meditando in questa regione lockdown o azioni pesanti. Ho pronta un'ordinanza che ritengo sostenibile e praticabile, nulla di traumatico nei confronti ovviamente delle imprese, di chi lavora, ma semplicemente aspetti di sanità pubblica che riteniamo fondamentali. Questa situazione va letta contestualizzando i dati sanitari e confrontando il numero di tamponi con quello dei positivi, grazie alla prospettiva dei dati di marzo e al fatto che il volume delle terapie intensive impegnate continui a rimanere relativamente basso. 7,7%. Cioè, se paragoniamo i tamponi molecolari di marzo, che erano un decimo più o meno di quelli di oggi, nelle giornate clou, vediamo che abbiamo metà positivi di marzo al giorno, rapportati ai tamponi. Allora, se è vero che mettendo in linea oggi abbiamo meno positivi su tampone, la metà di marzo, è altrettanto vero che c'è un altro aspetto che dobbiamo valutare, che oggi rispetto a marzo abbiamo meno carico di terapie intensive, perché vi ricordo che il 22 marzo erano 6 giorni prima del 29, 7 giorni prima del 29, che aveva 356 persone in terapia.